Maurizio Ferrol, segretario della FIOM provinciale di Vicenza. Un dato più generale dal caso Chimento. Chimento sta licenziando, però a Vicenza nei primi 6 mesi dell'anno ci sono dei numeri preoccupanti per quanto riguarda i nuovi licenziamenti. Da gennaio a giugno ci sono stati altri 3.100 lavoratori che hanno perso il lavoro, lavoratori che avevano un contratto a tempo indeterminato. 2/3 di questi sono di piccole aziende, quindi non hanno nemmeno delle coperture dell'indennità di mobilità. Si aggiungono naturalmente i lavoratori licenziati anche negli anni precedenti. L'anno scorso c'erano più di 20.000 vicentini in cerca di occupazione, alcuni di questi hanno trovato contratti di lavoro più o meno precari o brevi, però il numero è sicuramente impressionante. Volevo allargare un pochettino il discorso. Nel numero dell'8 settembre del Corriere della Sera, in cui la Chimento prospettava situazioni favorevoli di mercato per il futuro, e ben fa a dare notizie positive per cercare di salvare l'azienda, c'era anche in quell'inserto c'era anche un'intervista al presidente della Banca Popolare di Vicenza che si agganciava a questi discorsi promozionali dicendo che dando impressione di un settore in ripresa, quello orafo, per cui gli investimenti e i finanziamenti potevano essere conseguenzialmente positivi. Ecco, visto che comunque, allargando il discorso, visto che ci sono questi numeri grossi di taglio di personale che sono comunque sintomo di crisi aziendale, quanto le crisi aziendali si potranno riversare sul sistema bancario che sicuramente è esposto verso queste aziende? Il timore di trovarsi in una spirale fortemente negativa? Sì, io allargherei anche il discorso, adesso non so dal punto di vista concreto quanto possa incidere la chiusura di queste aziende o di un gran numero, di un buon numero di aziende rispetto al sistema bancario. Il dato però è evidente, è che una situazione in cui ci sono questi numeri anche di lavoratori in cassa integrazione o che perdono il lavoro, lavoratori che magari hanno anche stipulato mutui con la banca per l'acquisto della casa, dell'auto o di altro, non può non avere riflessi evidenti sull'intera economia, dal punto di vista dei consumi, quindi della domanda di beni, servizi, ma anche dal punto di vista bancario, perché se poi uno il mutuo non è in grado di onorarlo, diventa inesigibile.